Buongiorno a tutti, buon giovedì 28 ottobre 2021, sono quasi le 10:30, manca un minuto alle 10:30, pochi secondi alle 10:30 e ci ritroviamo qui per fare una cosa un po' diversa. Salve Luke, poi l'ho visto il video tuo di ieri, però c'erano tre dirette contemporaneamente. C'era Domenico, MD Don Mar, poi c'era Marco Valleggi e poi c'eri tu con la tua premiere, però me la so vista stamattina la tua premiere, quindi ciao Willy, benvenuto anche a te. Luke, quindi stavo dicendo, a parte andate a vedere il canale di Luke74 Channel perché è molto molto interessante ed è il canale di un gruppo Facebook molto 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 seguito. Quindi tra l'altro lui è un patito come me di Commodore e non solo di Commodore. Infatti adesso vedete qui, allora questo vabbè è un case per modding vecchio come il cucco e si capisce dal fatto che è di modding perché qui è tutto trasparente, quindi si riescono a vedere dentro tutti i componenti, ma già vedo che c'è un hard disk IDE dentro, c'è un masterizzatore IDE, quindi questo vi fa capire la vetusità di questo case. Ok? A proposito di Luke 74 che ha fatto vedere due begli apparecchi della Siga, che ricordiamo anche la Siga ha fatto parte del retro computing prepotentemente, non ci scorderemo mai Sigarelli, per citarne solo uno. E così io nei miei due canali, sia quello Facebook sia quello Telegram, dedicato al retro computing e retro gaming, ho messo un po' di prodotti della Siga oggi. Ok, quindi andatelo a vedere, cercate Retro Computer World sia su Facebook che su Telegram e lì troverete oggi. Io ogni giorno pubblico 4-5 articoli, quindi non di più, che hanno a che vedere con il retro computing o con il retro gaming su questi gruppi. Ok, detto questo andiamo avanti sull'argomento di questa diretta, perché come vedete qui c'ho un sacco di cassetti, di cose. Voi sapete cosa sono queste? Ovviamente chi mi segue è addentro al retro computing, al retro gaming, al retro tutto. Queste sono tutte RAM, centinaia e centinaia di RAM. Ok? Tra l'altro ecco, per farvi vedere l'enorme, mamma mia quanto pesa, l'enorme quantità, guardate qui dentro. Queste sono RAM da 256 mega da PC100, ok, non sono 133, sono le SD RAM, vedete c'è scritto 256 mega PC100, ok, pesano 1 tonnellata, ok. Allora io qui che cosa volevo fare? Perché ho messo tutta sta roba qui? Perché volevo fare un'introduzione alle RAM. La storia delle RAM io non la sono andato a leggere né su Wikipedia né da nessuna parte, ho detto facciamo una diretta così improvvisata, parliamo delle RAM così finalmente le posso mettere tutte a posto, basta, fine del problema, anche perché la maggior parte di queste sono obsolete, sono vecchie e quindi non si utilizzano più. Quindi allora partiamo proprio dagli albori, partiamo però da quella che è la mia esperienza, no? Quindi partiamo dal VIC 20, dal solito VIC 20 che mi fu regalato dai miei zii e che aveva alla fine disponibili per l'utente circa 3 kilobyte, ok? 3 kilobyte di RAM e io sono fortunato perché ancora io sono restio a mettere a posto, quindi non so dove poggiare, come vedete tutto live, questo poi vi faccio vedere, non c'entra niente con retro computing, ma questa è una ortophone, una testina, una puntina e testina del giradischi. Allora, questo libro che vi ho fatto vedere più volte, che è stato molto utile per me perché ho preso tante idee dai programmi scritti in questo libro contiene dei programmi che potevano essere tranquillamente digitati sul VIC 20 appena acquistato, ok? Però ce ne sono alcuni che la memoria, quei 3K di RAM, non ce la faceva a reggere il programma che stava scritto qui dentro, quindi tu
a un certo punto, mentre stai a scrivere il programma, sei arrivato alla riga 1410 RAM e ci metti una RAM, 1440 if a dollaro, a un certo punto out of memory, si fermava tutto, out of memory, sono andato fuori memoria, non mi poi di metti in memoria più niente del testo del programma, vedete, poi tra l'altro scritti piccoli sti programmi, ok? Dice out of memory, finita la memoria, come vogliamo fare? Però il programma qua dentro c'è scritto che era per VIC 20, ok? Quindi uno dice, ma porca miseria, ma se questo mi hanno dato il libro per il VIC 20 e il VIC 20 non è che lo potevi smontare, aggiungere la RAM dentro, il VIC 20 aveva, come poi pure il 64 e parecchi computer dell'epoca, la RAM saldata su scheda madre, quella era, non la potevi espandere. Però si erano inventati delle espansioni di memoria che andavano nell'expansion port, nella porta espansione, si chiamava già expansion port, lì ci si mettevano i giochi, ci si mettevano tante altre cartucce, perché come ho fatto, come ho messo il link pure, era stata creata anche una porta parallela per le stampanti, quindi parallela normale per le stampanti, sì. Sì, Willy, ma quale grotta? Io ho i box che non si chiudono più le saracinesche davanti, sto disperato, sto altro che sentimi moglie, 3 box pieni che non si chiudono le serrande davanti fino a sotto al soffitto. C'ho giù la sala hobby che prima usavo, che la chiamo la Reni Caverna, la usavo per fare le dirette viniliche, ci sono nel mio canale, andateli a cercare un sacco di dirette viniliche che suono i vinili come DJ. Adesso l'ho smantellata tutta perché volevo mettere un po' a posto, ma c'ho tastiere, mouse, c'ho un sacco di roba lì giù buttata e sto cercando di mettere un po' in ordine, senza contare la soffitta che l'avete vista. Io ho pubblicato le foto di altro materiale su in soffitta, c'è un sacco di roba Commodore che era quella proprio storica, la mia, quella che io usavo ancora di più di quelle che stanno nei box. Quelle nei box sono cose su cui facevo esperimenti, su cui, cioè non l'ho usata con l'amore di quella che sta in soffitta, quella è proprio la roba a cui sono molto affezionato, l'ho modificata tutta io, il ProLogic, lo Speed DOS messi dentro ai drive, dentro ai 60 lì. Quindi diciamo non è che è proprio una grotta di Aladino che è enorme e c'aveva tutto, lì è più un casino di Renato. Chiamiamolo un casino di Renato, no una grotta di Aladino, è il casino di Renato e riesco a trovare un po' di roba. Andiamo avanti, il VIC 20 quindi aveva la RAM saldata su scheda madre e la possibilità nell'expansion port di aggiungere dell'altra RAM che poteva essere tranquillamente indicizzata, tranquillamente 3, 8, 16K, addirittura ho visto che hanno messo pure 24K. Ultimamente hanno fatto un'espansione RAM di 24K in più, quindi si arriva quasi a 30 con i 3 passa di base del VIC 20, si arriva quasi a 30K e quindi con questa espansione, però era una cartuccia a parte che tu mettevi dentro l'expansion port, potevi tranquillamente aggiungere della RAM al VIC 20. Mi sono scordato di dire, allora, RAM cosa significa? Perché si chiama RAM? RAM serve per distinguerla dalla ROM. Allora, un computer, un elaboratore, ha sia la ROM read only memory che la RAM. Facciamo un esempio più pratico dei PC. Facciamo l'esempio, che ne so, del BIOS del PC, quello sta scritto dentro una ROM, poi lasciamo stare che è una flash ROM che può essere flashata, aggiornata, quindi uno dice aggiorna il BIOS, prendi e lo aggiorni, poi ridiventa una ROM, read only memory, ok? La RAM invece è una memoria ad accesso casuale, random access memory, ok? Quindi la parola RAM proprio significa random access memory. Prendo una RAM qualsiasi qua, ok? Questa RAM non è detto che viene riempita sequenzialmente un chip dopo l'altro. Random access memory significa che viene riempita di dati casualmente e casualmente questi dati vengono riletti, passati all'hard disk, passati alla CPU, passati diciamo a tutti i componenti che li devono elaborare, ma i dati temporaneamente per la frazione di tempo, poi andremo a vedere pure questa è una SIM 72 pin, ma ci arriveremo dopo,
non acceleriamo troppo i tempi, stiamo sul VIC-20, rimaniamo sul VIC-20. Allora, il VIC-20 l'abbiamo espanso con l'espansione di memoria e abbiamo quindi a disposizione più memoria per scrivere programmi più grandi, più complessi, più professionali anche, perché il VIC-20 sembrava un giocattolino, ma con i programmi giusti riusciva a gestire dei database, mettendoci anche il drive, perché non ci scordiamo mai che non è che solo il 64, il Commodore 64 c'ha il disk drive, ma anche il VIC-20, a parte il VIC-20 pure su cassetta, noi siamo abituati, shift, run stop, press play on tape, play, e quello carica tutto, l'autorun, perché abbiamo fatto shift, run stop, fa l'autorun quando ha finito di caricare, e diciamo la cosa più semplice di tutti, non è su cassetta, si potranno mettere anche dei file cosiddetti, io mi ricordo che si chiamavano sequenziali, cioè tu oltre al programma vero e proprio in Basic, tu da Basic potevi aprire la cassetta per scriverci dei dati, ok? Quindi così funzionavano anche i giochi multiloader. Il primo che mi viene in mente era Frankie Bruno's Boxing, che quando caricava i vari boxer ti diceva press play on tape, oppure Dragon Slayer su cassetta. Io ce l'ho avuto Dragon Slayer su cassetta, press play on tape, rewind till tape counter 2, e ti diceva i giri a cui lo dovevi mettere. Cioè io ci ho avuto una storia dietro enorme. Quindi praticamente il VIC-20, anche come il 64 poi, che fu diciamo un'evoluzione del VIC-20, poteva essere usato anche in ambiente semiprofessionale, diciamo così, perché una volta che c'è database ci puoi archiviare i libri, ci puoi archiviare dei clienti, ci puoi archiviare dei prodotti, ci puoi archiviare, io ci ho archiviato i vinili, tutti i dischetti che vi ho fatto vedere alcuni, ma ve l'ho detto sono migliaia i miei dischetti del Commodore 64, l'avevo archiviati tutti col Commodore 64, ci avevo archiviati i dischetti di Amiga che poi li passai con un cavo particolare che poi ho ritrovato, che si attaccava alla seriale del 64, alla seriale del PC, e mi permetteva di trasferire dei file, e poi l'ho dovuti rimportare. Tra l'altro il 64 c'ha un ASCII diverso da quello dell'Amiga, quindi li ho dovuti risistemare, però poi li aprì con un foglio di calcolo su Amiga, e da quel momento divennero un foglio di calcolo standard che poi rimportai in Lotus 1, 2, 3 e poi su Excel. Quindi questa è la storia, però abbiamo divagato dalle RAM. Quindi le RAM sui primi computer erano saldate su scheda madre, erano dei chip neri, adesso non ce l'ho qui una scheda madre, cioè ce l'ho al box, ce l'ho tante di schede di 8086 e anche dei PC precedenti, erano dei chip saldati direttamente su scheda madre, non c'ho neanche, c'ho 6, 7, 8 VIC-20, una quindicina di Commodore 64, però qui in casa non ce n'ho neanche uno. Quindi se no vi facevo vedere la scheda madre di un Commodore 64, ma bene o male chi segue retrocomputing la conosce la scheda madre del 64, quei diciamo integrati piccolini con pochi piedini sono le RAM e sono saldate su scheda madre, ok? Con l'evoluzione però si vennero a creare dei problemi, perché queste RAM era necessario, a parte che si cominciavano a rompere e quindi era necessario sostituirle, e quindi magari un libro mi piacerebbe, un domani magari mi rivedo tutte queste dirette e ci scrivo un libro, faccio prima, ok? Quindi andiamo avanti con queste RAM. Si era verificato la necessità di sostituirle se si rompevano facilmente, ok? Quindi senza andare a prendere il saldatore, smonta tutta la scheda madre, cioè doveva essere una cosa molto più semplice, ok? Poi queste RAM vennero utilizzate anche come cache. Che cos'è la RAM cache? Allora, la cache che ancora c'è dentro i processori, ancora viene utilizzata negli hard disk, viene utilizzata da tutte le periferiche, c'è un minimo di memoria che è detta cache. La memoria cache è una memoria ultra veloce che viene riempita e svuotata immediatamente prima che i dati vengano passati alla CPU per essere elaborati, o al processore nel caso degli hard disk. Ci sono calcolate che tutte le periferiche hanno un processore di controllo e un minimo di RAM chiamata cache che gli fa da buffer, ok?
quindi i dati da una RAM più lenta passano su questa RAM molto veloce, che la passa e la riceve dal processore, quindi il dato dopo essere stato elaborato viene ripassato a questa cache, a questo buffer, e poi ripassato alla memoria normale che ce lo restituisce poi a noi. Allora, praticamente era divenuto necessario poter espandere sia queste cache sia la RAM fisica dei PC, e allora che si erano inventati? Prendo questa scatoletta perché ho soltanto queste, allora, queste che io sappia, che io mi ricordi almeno, quindi non, che io mi ricordi, sono le prime RAM removibili e sono le zip RAM. Ok, le metto pure su quest'altro, ecco, questa forse mette a fuoco meglio. Vedete come sono fatte? Questa è una zip RAM. Allora, le zip RAM, per chi come me ha lavorato parecchio con i controller SCSI su Amiga, ma non solo su Amiga, come vedete me ne sono rimaste pochine, ce n'ho soltanto, mi sa, 8, 10, ecco, no, forse pure meno, eccole qua. Queste sono le zip RAM, in teoria non andrebbero neanche toccate così con la mano, però non penso di utilizzarle mai più. Eccole qua, come vedete hanno i piedini molto vicini uno opposto all'altro, vedete? Le zip RAM venivano usate come cache nei controller SCSI, soprattutto nei controller SCSI quelli professionali, quelli che gestivano i RAID. Che cos'è un RAID? Poi lo vedremo in una puntata a parte. Il RAID di dischi è quando si usano più dischi come se fossero uno, o si vuole unire la grandezza di tanti dischi con la sicurezza, allora poi lì si parla di RAID 5, RAID 0 che è il mirroring, cioè il RAID 1 che è mirroring, RAID 0 significa che li metti tutti quanti insieme senza nessuna sicurezza, se uno si rompe hai perso tutto, mentre invece il RAID 1 il 50% dello spazio che c'è a disposizione viene mirrorato, e quindi se si rompe un qualsiasi disco tu c'hai tanto gli altri che hanno i dati di quel disco che si è rotto, e quindi invece il RAID 5 è quello che è stato più usato, viene più usato anche oggi, ci sono RAID 5, 0 più 5, insomma, vengono usati pure 1 più 5, insomma. Il RAID 5 invece tu perdi la capienza di un solo disco, perché diciamo, il contenuto di quel disco viene spalmato su tutti gli altri. Vabbè, poi vedremo bene come funziona il RAID, perché lì sono molto ferrato, avendo lavorato da quando è nato, da quando è stato inventato il sistema RAID. Io ci ho sempre lavorato, attualmente adesso ho il RAID dentro al NAS, ho il RAID in un PC di là, quindi ciao Gino, benvenuto. Stiamo parlando delle RAM. Quindi abbiamo visto che queste zip RAM erano utilizzati nei controller SCSI, anche in qualche controller SCSI di Amiga, mi sembra che qualche controller SCSI della Commodore, anche della GVP, montavano le zip RAM. Ok? Quindi siamo andati avanti, abbiamo lasciato il Commodore VIC-20, il 64, che anche ce l'ha saltate sopra, poi uscì una 1764 che era un'espansione di memoria per Commodore 64, però che non ti espandeva la RAM, i 38K liberi, assolutamente, ti metteva a disposizione un disco virtuale, un RAM disk, da utilizzare parecchio con GEOS. Io lo utilizzavo con GEOS oppure con i copiatori, perché mentre con la poca RAM del 64 per copiare un disco intero ci volevano 3 volte con Double Image, con questi programmi 35 secondi copy, 41 track copy, c'erano tanti copiatori. Una volta messa quella RAM potevi leggere tutto un dischetto, tutto in una volta. Passa su YouTube che è meglio, YouTube si vede benissimo. Ok? Ok, quindi veniva letto tutto in una volta il floppy ovviamente era single sided, quindi tutto un lato, tutto in una volta, e tu lo potevi copiare, e in quel caso ci metteva davvero 35 secondi a copiare un disco. Con lo Speed DOS e col ProLogic DOS o col Dolphin DOS ci volevano veramente 35 secondi a copiare un dischetto, era una comodità incredibile. E poi quella 1764 veniva utilizzata e sfruttata dal GEOS, Graphic Environment Operating System, che era il sistema operativo a finestre per il Commodore 64. Quindi abbandoniamo il Commodore 64 e il VIC-20, siamo arrivati già all'Amiga. L'Amiga
aveva l'espansione di memoria quasi come il VIC-20, cioè la mettevi sotto e ti espandeva quei 512 kilobyte che erano di serie, per esempio dell'Amiga 500, diventavano 1 mega con l'espansione originale messa sotto della Commodore, e così avevi 1 mega di RAM e con 1 mega giravano un sacco di giochi molto molto belli. Poi si inventarono che sotto al laterale si inventarono le acceleratrici, e così siamo passati avanti anche con le RAM. Allora, le RAM inizialmente anche il PC montava queste. Questa qui che vi sto facendo vedere adesso è una SIM a 30 pin, ok? Single sided, perché i processori stanno da un solo lato. È una SIM a 30 pin. Anche questa veniva utilizzata sia come cache nei controller SCSI, questa qui 30 pin, e sia come memoria dentro le espansioni di memoria o dentro i computer, gli 8086, gli 8088. Mi squilla il telefono, ma in Milano neanche rispondo perché è troppo lontano. Io sto a Roma, saluti a tutti da Roma. Allora, e quindi questa è una RAM a 30 pin, ok? Di queste ce ne ho parecchie, ne ho prese soltanto 4 così per farvele vedere. Queste sono RAM a 30 pin, ok? C'è il caso che siano da 256 kilobyte queste, sicuramente, che tutte quante facevano 1 mega. 1 mega di RAM, tutte quante. Ricordiamo che quando noi accendevamo i PC, quelli che non avevano l'hard disk e che avevano il doppio floppy da 5 1/4, c'erano 640k di RAM, Quindi queste tutte quante fanno 1 mega, già stiamo oltre quei 640 di base che avevamo a disposizione sui primi PC, i PS2 IBM per dirne qualcuno, l'Olivetti, M280, cioè quei computer che non ancora avevano l'hard disk, cioè avevano i 2 floppy, che uno doveva mettere il DOS nel floppy A e il disco programmi di lavoro nel floppy B, e tu avevi così il DOS sempre disponibile nel floppy A e lavoravi sempre sul floppy B, dove tu potevi caricare il tuo programma di lavoro, che poteva essere Lotus 1, 2, 3, e ci potevi anche salvare i documenti, insomma, quello che producevi. Insomma, e quindi la RAM era data da queste SIM a 30 pin, queste SIM a 30 pin, di queste ce n'ho parecchie, ok? E qui ancora non si parla di megahertz, ma qui si parla sempre di velocità in nanosecondi, ok? Quindi queste le SIM a 30 pin mi pare che erano 80 nanosecondi, tra 80 e 100 nanosecondi, quindi sono ancora SIM molto lente, molto 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 lente. Scusate, volevo vedere una cosa, ok? Allora, quindi andiamo avanti. Dopo le SIM a 30 pin, ovviamente queste cominciavano a essere troppo piccole per la quantità di RAM necessaria a far funzionare sia un buon sistema operativo e sia un buon programma, ok? Quindi noi, oltre, quando accendiamo un PC, viene caricato come prima cosa il BIOS, Basic Instinct Input Output, vabbè, Standard Input Output, il BIOS. Praticamente dopo il BIOS viene caricato il sistema operativo, o dal floppy, come abbiamo detto, MS-DOS. Ci poteva caricare da floppy anche le vecchie versioni dei Windows che stavano su floppy da 5 1/4 e da 3,5, senza necessità per forza dell'hard disk. Comunque da hard disk o da floppy, subito dopo il BIOS viene caricato il sistema operativo. Questi sistemi operativi cominciavano a richiedere parecchia RAM, ok? E i PC purtroppo non ce la facevano con la RAM, perché poi magari caricavi il sistema operativo e non ce la facevi più a caricare un programma di lavoro di qualsiasi genere, sia esso un gioco, sia esso uno spreadsheet, un word processor, qualunque cosa ti serviva. E allora con queste RAM non bastavano più e si sono inventati queste. Guardate, queste ce l'ho pure double faces, queste ve le faccio vedere. Guardate, questa è una SIM a 72 pin, ok? Questa è doppia facciata, vedete? C'ha i chip da tutte e due le parti, vedete? Se vi mettete a contare i pin qua, i pin sarebbero questi i contatti, sono 72 pin, ok?
E questa è una RAM che arrivava fino a 60 nanosecondi, quindi sono molto più veloci delle SIM a 30 pin, ma sempre di SIM stiamo parlando. Queste sono le SIM a 72 pin. Di queste ce n'ho proprio uno sfascio. E queste andavano bene pure sulle espansioni di memoria per Amiga. Di queste ce n'ho proprio tante. È pieno proprio, ecco. Qua poi sopra c'è scritto EdoRAM 32 mega. Sì, 32 mega EdoRAM questa qua. Come vedete c'è l'etichetta, la telecamera non mette a fuoco, però ok. Questo è double sided, molte volte double sided non si riuscivano ad utilizzare perché gli slot erano messi molto vicini. Questa pure è HP, 16 mega EdoRAM, questa è una 16 mega single sided, vedete dall'altra parte non ce l'ha i chip, c'ha i chip da un lato solo, ecco, ve lo faccio vedere così. E quindi queste sono le SIM a 72 pin che venivano usate moltissimo anche dentro le acceleratori, gli acceleratrici di Amiga, ok? Ma non solo, venivano utilizzate. Guardate questa che è strana, ve la faccio vedere, questa è proprio strana. Questa è single sided, però c'ha un solo processore da quest'altra parte. Stranissima, questa non lo so perché. Non so neanche se funziona perché così mi pare proprio strano. Comunque poi mi andrò a documentare, ci stanno dei numeri scritti qui, mi andrò a cercare su internet che cosa vogliono dire quei numeri. Come vedete quest'altra telecamera vecchia come il cucco, però riesce a farvi leggere 94 V0, vecchia come il cucco, però è meglio. Vedete? Praticamente qui non ci sono, ecco qui il chip, un unico chip, e qui invece ci sono tutti. E queste sono le SIM a 72 pin, che arrivarono pure più veloce dei 60 nanosecondi, ragazzi. Quindi abbiamo avuto un'evoluzione partendo dalle zip RAM fino ad arrivare già alle SIM a 72 pin, ok? Ora la differenza ci fu, quindi dalle SIM a 72 pin ci fu un enorme passo quando passammo alle DIM. Allora, che differenza c'è tra SIM e DIM? SIM sono memorie statiche, mentre le DIM sono dinamiche, ok? Allora adesso passiamo a far vedere. Allora, qui sono pieno di SIM, queste sono tutte SIM da tutte le parti, SIM, guardate, queste sono tutte quante double faces, vedete, tutte quante doppia facciata. E questo è un altro cassetto. Questa è una 30 pin. Guardate questa 30 pin, questa mi sa che so proprio pochi K, perché c'ha due. Questa è una SIM a 30 pin e dietro non c'è niente ovviamente. SIM a 30 pin, ok. No, questa è sempre la 72, per farvi capire. Queste tutte a 72 pin, quelle che si utilizzano per Amiga, ok. Questo non so che è questo. Allora, questo da quello che vedo, questo è un tappo CPU per le schede madri dell'HP che richiedevano due CPU e ce ne mettevi una sola, ci voleva. Questo è il terminatore CPU se non ci volevi mettere la seconda CPU. Questa è sempre una SIM 72 pin, contatti dorati. Ecco, questo è quello che quante ce n'ho, eppure dell'A, ci sta quell'altra scatola che è piena. Comunque, dalle memorie statiche, memory module, alle DIM. Quindi subito dopo queste nacque poi il processore Pentium. Il Pentium richiedeva una gestione diversa delle RAM e nacquero le prime DIM, eccole qua.
Dynamic Memory Module. Ok, quindi queste sono module DIMM dinamiche. Allora, le DIMM ovviamente hanno avuto anche esse un'evoluzione enorme, dalle prime DIMM a 100 MHz, PC100, ci stavano pure le DIMM a 66 MHz, mi ricordo, però sono rarissime. Quelle più famose che si sono sviluppate di più sono quelle a 133 MHz. La maggior parte di queste sono tutte a 100, questa per esempio è PC100, questa è a 100 MHz e già siamo passati da una velocità in nanosecondi a una velocità in megahertz, quindi è cambiata la scala di misurazione di velocità della RAM, quindi quanta nell'unità di tempo quanti dati riesce a spostare la RAM. Questa è una RAM di un server, guardate, questa è una RAM di un server e stiamo parlando sempre di DIMM e queste sono le PC100, PC133 e sono DIMM SDR. Infatti guardate che per mettere ordine nel concetto di RAM, queste sono DIMM SDR e poi ci stanno le DIMM, quelle moderne, sono DDR. Ok, guardate questa è una Corsair raffreddata, quindi c'ha tutta la letta di raffreddamento intorno. Questa è una DDR2 mi pare, DDR2 è da 2 giga, questa a 800 MHz, quindi pensate che passaggio enorme abbiamo fatto. Questo pure è una DDR a data, poi ci stanno 2000 marche che fanno, vedete, ve la faccio vedere di qua, a data. Questa è una DDR, però noi eravamo arrivati alle SDR, alle DDR ci arriveremo. Allora, le SDR, quindi le DIMM SDR, che sono queste, andavano bene sui Pentium, anche sui Pentium 2, ok? Anche su alcuni Pentium 3, devo dire la verità, mi ricordo, che ci andavano sempre queste. Quindi sul VL400 per esempio ci andavano queste, HP VL400, ok? Il PC 3002. Poi comunque ci fu un momento, ovviamente, a cavallo, diciamo, tra l'uscita delle varie RAM, che alcune non si trovavano, poi non erano compatibili. Per esempio tu c'avevi una scheda madre che andava a 133 MHz, ti davano queste che erano identiche come passo, queste sono identiche a quella a 133 e quindi uno provava a mettere questa in una scheda madre che invece voleva le DIMM a 133 e questa non funzionava, quindi riportagliela indietro, con tutto che c'entrava nello slot. Quindi ci furono un sacco di problemi, ma non solo, anche i problemi di compatibilità con le schede madri c'erano anche con le SIM a 72 pin, perché anche le SIM a 72 pin, a seconda della marca, a seconda se erano single sided o double sided, a seconda se erano a 50, 60 o 70 o anche 80 nanosecondi, magari non erano compatibili con quella scheda madre, quindi tu stavi in una continuazione quando compravi un'espansione di memoria, quindi andavi a comprare questo componente dal negozio di computer, ti facevi dare questo componente, lo andavi a montare, non ti funzionava niente, glielo dovevi riportare e fartene dare uno diverso, completamente diverso, perché la scheda madre non era compatibile con quel modulo, ma non perché era guasto il modulo di RAM, solo perché il modulo di RAM non era compatibile con tutto, che aveva lo stesso identico slot, ok? E questo problema ce l'abbiamo avuto quasi fino ai Pentium 4, che ci avevano pure lì un sacco di DR. Allora andiamo avanti, che qui devo tirare fuori altri cassettini, guardate qua, ok, guardate quante sono, queste sono tutte DDR, quindi ho sbagliato, no, queste sono SDR. Allora le SDR si riconoscono perché hanno due spacchetti, vedete? Uno e due, questo e questo. Aspettate, le SDR
pure per metterle dritte e non poterle mettere al contrario, c'erano questi due spacchetti qui, vedete? E praticamente queste determinavano il fatto che la RAM era una SDR, ok? Le DDR invece hanno cominciato ad avere uno spacco unico, adesso ve lo faccio vedere, passiamo dalle SDR alle DDR, SDR, ecco, vediamo qua. Vedete, poi queste le RAM venivano conservate anche e vendute dentro questi pacchetti, dentro questi pacchetti, e qui dentro, ecco, con uno spacco solo sono DDR. Vedete, qui c'è solo un incavo solo, questo, ok, faccio vedere anche di qua, ok, quindi questa è una DDR, ok, qui dice PC 3002 400 MHz, ok, poi devo vedere da quant'è questa, non mi ricordo, no, sopra non c'era scritto, può essere da 1 giga questa, ok, quindi anche le DDR hanno avuto lo stesso identico problema, poi l'hanno ovviato spostando appunto quell'asola, quello spacco, e mettendolo, diciamo, un po' più centrale, diversamente, in modo che così le RAM si vedeva subito se erano compatibili. Infatti ora vi faccio vedere, ecco, guardate queste due RAM, lo spacco sta leggermente spostato, eppure sono tutte e due DDR, vedete? Le ho messe praticamente una sopra l'altra e lo spacchetto sta leggermente spostato. Questo perché? Perché così nelle schede madri non potevi metterci una RAM non compatibile, perché infatti guardate io che ho dovuto fare con tutte queste RAM che non ci si capisce più niente. Ok, vediamo un po' se ho fatto bene. Queste erano tutte dello stesso tipo, quindi sì. Queste invece, vedete, in questo caso stanno in linea, vedete, lo spacchetto corrisponde su tutte e due. Faccio vedere di qua, è corrispondente. Quindi le RAM si sono evolute parallelamente all'evoluzione dei processori e delle schede madri, ovviamente, perché non è che contemporaneamente all'evoluzione, guardate quanti tipi di RAM ci sono, guardate questa pure era di un server, questa è doppia facciata, una RAM di un server sicuramente OHP o SAN, non mi ricordo, comunque qui ce ne ho tantissime, eppure questa era una SDR, vedete i due spacchi, 1 e 2 si vedono benissimo, e quindi guardate pure qua quante ce ne stanno. Io ho scatole e scatole piene di tutte queste RAM. Vediamo un po' che cosa dobbiamo farci con tutte queste RAM, perché poi cominciano a diventare troppo numerose. Allora, qui c'è scritto 256 MB PC100, vediamolo di qua che è meglio, ecco, 256 PC100, e queste sono molto alte, su alcuni PC non ci andavano, perché rispetto allo standard, andiamo in una standard, come vedete è alta il doppio, vedete? Questa è quella standard, guardate quanto è più alta. Se io la metto dentro ci stanno tutti questi processori fuori, guardate, faccio vedere così, questa è quella là e quest'altra è alta, vedete, l'ho messa diciamo, l'ho messa in linea, ok, questa stava qua, questa stava qua. Allora andiamo a vedere, ecco qua, questa cercavo, ovviamente insieme ai PC fissi, queste sono tutte RAM, queste vi ho fatto vedere per i PC fissi, tranne queste che venivano utilizzate anche nei primi portatili pure Toshiba, queste cose qua, ma erano dei portatili che io li chiamo più trasportabili più che portatili, perché erano delle valigie, delle cose, erano una cosa
perché all'epoca ancora non erano stati inventati dei monitor più piccoli. Quando venne inventato finalmente il cristallo liquido, diciamo a un prezzo più basso di quello che costava produrre un cristallo liquido grande da 14 pollici, da 10 pollici, insomma, come si vennero abbattuti i costi di produzione degli schermi a cristalli liquidi LCD, vennero introdotti i primi portatili, ok? Infatti il motivo principale per cui i computer non erano stati fatti portatili è che il monitor aveva il tubo catodico che era gigantesco, pesava una tonnellata perché ci voleva un trasformatore. Poi queste sono tutte cose che vediamo poi in un secondo momento. Quindi occupava più spazio, più peso, più consumo, perché ovviamente tenere acceso un tubo catodico a batterie quasi non ci aveva significato. Sarebbe durato pochissimo, anche se io ho su un boombox di cui ho pubblicato l'immagine sul mio profilo Facebook, andatelo a vedere, ho pubblicato l'immagine del mio boombox con il monitor a bianco e nero integrato. Quello andava a batterie, però non è, le batterie servivano per sentire le cassette o la radio, ma non certo per vedere la televisione. Per vedere la televisione utilizzavi il cavo di corrente, se no le batterie ti duravano 5 minuti con tutto che ci andavano i torcioni là dentro. Comunque, questa era una parentesi. Inventati i monitor TFT a cristalli liquidi, quindi monitor piatti, abbiamo potuto produrre i PC portatili a batteria, tutto quanto. Però ovviamente mettere dentro un portatile un attrezzo del genere ti occupava troppo spazio. Ok? Allora ci siamo inventati queste. Queste si chiamavano eccetera le SODIMM. SODIMM, veniva messa la parola SO davanti alla parola DIMM e quindi è definita memoria per PC portatili. Ok, ovviamente questa adesso ci sono delle memorie anche molto più piccole di queste, anche se più o meno sono così. Questa è una SDR per PC portatili, questa è di un Toshiba, queste saranno 8 mega, non lo so, 64 mega, non lo so, è piccolina, tra l'altro si vede anche dalla distanza a cui stanno i contatti, vedete, sono molto grandi e molto distanti. Le SODIMM io ce n'ho poche qui perché non ho trovato dove le ho messe, stanno tutte insieme da qualche parte, anzi, ecco, guardate qua dentro, qua ce n'ho due, però queste sono, non sono nuove, ecco, queste sono un po' più nuove, eccole qua. Questa, guardate come venivano vendute sempre, confezione, marca Kingston, che questa ve la fa vedere meglio, Kingston, poi voi la aprivate e dentro c'era la vostra bella SODIMM, ok? E questa è già diversa da quella di prima perché la posizione del taglio della guida è diversa, i pin sono molto più ravvicinati e sono molto di più, e quindi c'è una differenza enorme tra queste due, guardate, tra l'altro una, come vi ho detto, è una SDR e l'altra è una DDR. Facciamo vedere anche nell'altra telecamera, vedete, nella prima, nella Toshiba, si riescono a vedere i contatti, nella seconda quasi non si vedono perché nello spazio di un contatto ce ne hanno messo due, vedete? Spettacolo, Allora, praticamente, quindi parallelamente ai PC fissi che facevano, diciamo, il loro corso con le RAM dedicate, si era verificato anche gli stessi identici problemi con le RAM per i PC portatili, con le SODIMM. Cioè tu andavi a comprare una RAM, così tornavi a casa, oh che bello, smontavi lo sportellino perché era comodo, c'erano sempre gli sportellini per aggiungere la RAM, montavi la RAM e il PC non si accendeva. Oh, che cosa è successo? Levavi la RAM e il PC si riaccendeva un'altra volta. E allora che era l'incompatibilità delle RAM. Quindi non è che i PC portatili sono stati esenti da problemi di compatibilità con questi moduli, assolutamente, hanno avuto gli stessi identici problemi. Quindi questa adesso la rimettiamo qui, andiamo a vedere dentro queste scatolette che qui è pieno. Guardate, eccole, non le trovavo, eccole qua. Queste sono tutte SODIMM, qua che dice 256 megabyte PC 266, lo faccio vedere qua che è meglio, PC 266
2,56. Vedete? Queste sono le SODIMM. Dicevo io che le avevo messe tutte quante insieme, qualcuna ce l'avevo. Guardate queste. Queste sono tutte SODIMM. Ok? Tutte SODIMM. Allora, e quindi queste venivano utilizzate nei PC portatili. Vediamo se ce n'ho qualcun altro da farvi vedere, perché qui è infinito. Io ho tutte scatole, scatolette. Ah, queste sono altre, queste sono quelle per l'overclocking, come quell'altra che vi ho fatto vedere. Non sono per PC portatili, ma sono per PC fisso. Guardate che belle RAM. Raffreddatore azzurro, queste sono della Samsung, marcate HP. Sono delle RAM fatte per stare sempre accese e non scaldano mai. Vedete? Sono coperte da, diciamo, da questa raffreddatore in metallo. Queste sono 128 mega, pensa un po'. E queste sono di un server. Sapete perché? Ah, sono le ECC. Allora, le ECC sono delle RAM particolari con parità che praticamente avevano i tagli tutti e due praticamente al centro, due tagli uno vicino all'altro, e quindi queste RAM non possono essere montate da nessun'altra parte se non sulla scheda madre che supporta le RAM ECC. Ok? Tutte quelle RAM che vi ho fatto vedere sono RAM commerciali non ECC. Ok? Queste invece effettivamente stavano dentro questa bustina, sicuramente verranno da un server che poi è stato buttato perché magari si è rotta qualche altra cosa. Vedete, questa era dalla Samsung, questa è della Trashend. Siamo sempre là, stessa capienza, 128 mega. 128 mega, sì, questi vengono tutte quante dal server. Quindi queste sono RAM col controllo di parità e quindi vanno messe a coppie dall'altro, cosa che poi con le non ECC non c'era bisogno di metterle a coppie, anche se poi se tu le mettevi a coppie veniva attivata la funzionalità dual channel della scheda madre. Che significa dual channel? Che le due RAM, quindi di solito sulle schede madri erano di colore diverso i 4 slot per le RAM, che ne so, due bianchi e due neri. Voi dovete riempire prima i due bianchi, magari erano sì o no, uno sì o no. Praticamente mettendole così, le due RAM venivano sfruttate come se fossero una, quindi andava al doppio della velocità, perché il clock della RAM, mettiamo che era una RAM a 800 MHz, faccio un esempio, voi mettevate in dual channel, andava a 1060, a 1600 di velocità, e ci avevate ovviamente, se erano due da 1 giga, ci avevate 2 giga a 1600 MHz, perché le leggeva in dual channel, cioè quei due canali venivano visti come se fossero uno e andavano al doppio della velocità. Quindi tutte tecnologie che ci siamo inventati nel corso del tempo, perché avevamo necessità sempre di più velocità. Poi adesso siamo arrivati a un punto dove la velocità non è più un problema, perché adesso dicono Windows 10 serve un PC nuovo di qua e di là, ce levi quella DLL che serve per il controllo dell'hardware e lo puoi installare pure su un Pentium 4. E secondo me gira anche. Il problema della velocità ce l'avrà soltanto chi lavora pesantemente di video, di rendering 3D e di tutte queste cose qua, perché lì servono calcoli, processori veloci, RAM veloci, e lì c'è una differenza quando ti dice tempo rimanente 15 ore o comincia di 7 ore o comincia di 10 minuti, lì comincia a essere molto diverso, ma per esempio la velocità ci è servita per i giochi, soprattutto anche per i giochi, perché i giochi 3D di adesso, GTA 5, tutti questi giochi spettacolari di grafica che sono partiti tutti poi alla fine da Doom, da Quake, tutto da lì è nato tutti questi giochi 3D, hanno sempre più dettagli, sono sempre più reali e quelli devono essere calcolati da un processore, i dati vengono passati sempre da una RAM a una cache a un processore e devono ritornare indietro. Quanto più veloce è questo processo, quanto migliore è il dettaglio a disposizione dell'utente che vede e che gioca a quel gioco.
ok? Oppure dell'architetto che sta progettando un palazzo, un qualcosa, un ingegnere che sta facendo dei calcoli di tenuta di un ponte, quello che vi pare. Quanto più veloci sono questi componenti, tanto meno tempo ci metterà a elaborare. Attualmente, per quanto riguarda la grafica, i computer più veloci ce l'hanno la Industrial Light and Magic, che era di Lucas, adesso è della Disney, e la Pixar, ok? Per quanto riguarda la grafica e il 3D, queste due società detengono i computer più potenti al mondo, ok? Hanno delle server farm dove ci stanno chiamiamoli dei server, perché sono dei server grafici, ma sempre server sono, che lavorano tutti all'unisono come se fossero uno, quindi sono cluster di server, e la velocità di ogni singola scheda video, di ogni singolo processore viene aggiunto al, diciamo, questo cluster enorme, e ogni disegnatore della Disney, della LucasArts, della Lucasfilm, che deve accedere ai server Industrial Light and Magic, manda in elaborazione dentro questi cluster di server, quindi loro lavorando in 3D. Ciao Danilo Daddo, stiamo parlando delle RAM, dei computer, ho fatto un'evoluzione delle RAM partendo dalle zip RAM fino ad arrivare alle DIMM moderne. Ho fatto vedere delle DIMM raffreddate della Corsair, guardate queste qua, ve le faccio rivedere, sono molto molto belle, anche queste sono casalinghe, sono per PC di casa, un po' moddato, DDR2, tra l'altro adesso mi pare che siamo DDR4, anzi oltre, quindi quelle sono DDR2 800 MHz, adesso siamo mi pare oltre i 2006. Comunque sì, ne ho fatte vedere diverse, ho fatto vedere pure le RAM dei server con il raffreddatore blu, queste sono ECC, quindi sono RAM di server, ne ho fatte vedere diverse durante la diretta. E quindi stavo dicendo, la Industrial Light and Magic e la Pixar hanno questi cluster di server dove mandano DDR5, vedi? Mandano in elaborazione su questi cluster, uno qualsiasi dei server, il più libero, elabora questo dato che gli è stato inviato e lo rimanda poi al client. E quindi diciamo c'è stata un'evoluzione enorme da quando noi misuravamo 100 nanosecondi, quindi in velocità si poteva parlare di secondi, a quando adesso parliamo di 2006, 4200 MHz, cioè siamo andati parecchio oltre, e dicevo a casa, secondo il mio parere, se uno non ci lavora, quindi non ci fai dei video pesantissimi, non ci devi lavorare in 3D, tutta questa potenza a casa non ci serve, anche perché per esempio in 2D io adesso sto facendo questa diretta, sto su un PC che è del 2013 con Windows 7 installato sopra, perché era il PC della cassa di Morena Computer, del mio vecchio negozio di computer. C'ha 16 giga di RAM, ma è pure vero che io ho quasi 500 finestre di Google Chrome aperte, perché io lavoro con tanti siti, non li voglio mettere tra i preferiti, perché pure i preferiti sono una marea, quindi io le tengo tutte aperte, quando me ne serve una la vado ad aprire, e ho una decina di finestre, dentro ogni finestra ci sono tanti tab, tanti tab, ve lo vorrei far vedere, e poi ho continuamente PowerPoint, Excel sempre aperti. PowerPoint ho almeno 4-5 file, perché lavorando parecchio con Telegram, con Facebook e con i siti internet, quindi ho pure il programma per fare i siti internet. Io spesso utilizzo Notepad++, perché conoscendo bene l'HTML, un po' di Java, CSS eccetera, mi viene facile scrivere. Quando non voglio scrivere ho un programmino che comprai oramai 10 anni fa, infatti mi compare, te devi comprare la versione aggiornata perché so uscite nuove regole, non mi interessa a me che sono uscite nuove regole, tanto le regole me le faccio da solo, lui mi deve generare soltanto diciamo le immagini e le animazioni che io devo mettere sulle immagini, perché poi il codice HTML, Java, quello che è, me lo genero da solo, quindi non mi serve tutta questa velocità, mi servirebbe solo con OBS, ma come vedete OBS riesce a gestire tutto. Io adesso ho la CPU al 25% e calcolate che sto anche comprimendo un video, ho usato l'hyperthreading del processore, dando a un core solo
l'onere di comprimere il video e quindi adesso sto in diretta. Non mi sembra che scatti più di tanto, ma anche perché è la telecamera che fa schifo, non è, non è il PC. Quindi no, ma io sicuramente se prendo un PC nuovo mi prenderò un i9 di ultima generazione e ci metterò 128 giga di RAM, però questo sarà quando ci avrò la possibilità. Io adesso momentaneamente non mi posso comprare niente, neanche una telecamera meglio di quella. E quella ho pagata 20 euro su Amazon. Quindi, allora io qua quasi quasi ci metterei tutte le RAM a 30 pin, guardate, sto mettendo al posto le RAM a 30 pin, quanto erano spettacolari pure le RAM a 30 pin, quindi proprio le prime RAM, le SIM a 72 l'abbiamo viste, DAD, queste sono le 72 pin, 70 nanosecondi, la maggior parte di queste erano 70 nanosecondi, qualcuna a 60 ce l'ho, pochissime a 50 nanosecondi perché costavano uno sproposito, ok? Quindi era quasi impossibile andarle ad acquistare. Volevo vedere se c'era qualche altra cosa di cui parlare, vediamo un po' qua dentro che ci abbiamo. Ah, eccole dove stanno tutte le SODIMM, guardate qua c'è scritto PC 100 64 mega, aspettate, PC 100 64 mega, PC 266 64 mega, SDRAM e questi addirittura non lo so, ma sono tutte SODIMM. Io ve l'avevo detto che io me lo ricordavo che avevo tutta una marea di SODIMM che stanno tutte qua dentro, poi dopo lo richiudo. Quindi era questo il pacco con le SODIMM. Qui a voglia, qui ancora, guardate, qui io apro scatolette SODIMM da tutte le parti, 256 mega DDR. Ah, poi ovviamente mi sono scordato di dire, vedete che mano a mano che leggo sono uscite anche le DDR, DDR2, DDR3, DDR4, capito come? E poi DDR5. Questa è una DDR1 256 mega, DDR 333. Guardate qua, queste sono ancora nuove da sballare, ce n'è un sacco, guardate, queste stanno ancora questa è la carta antistatica, questa è la bustina antistatica su cui venivano vendute le RAM, questa è ancora da sballare, questa che dice sopra 256 mega DDR 333, mi sa che i computer per queste RAM neanche esistono più. Comunque vedremo se le provo a mettere in vendita qualcuna, se a qualcuno servono, se no poi vedrò, me le tengo dentro, tanto sto facendo una torre di questi cassettini dedicata solo a tutta sta marea di RAM che ho, perché cominciano ad essere veramente tante. Ecco, PC 66, pensate, queste sono ancora quelle prima delle PC 100, quindi sono le prime SDR che sono uscite, 32 mega infatti, mamma mia, 32 mega, queste andavano bene per il Pentium 1, c'è scritto 32 mega PC 66, cioè queste sono, mi sa, le prime in assoluto, le prime SDR che sono uscite. Vediamo un po' qua, mamma mia, questi sono tanti ricordi, tanti ricordi. PC 66 e non è possibile sto 128 mega questi, assolutamente. Se fossero 128 MHz a 66 MHz, uno spettacolo, perché quelli erano massimo 32, 64 MHz, era un macello, però potrebbe pure essere, nulla. Sì, questa costa, mi sa che questa costava un'esagerazione di soldi, perché questa è una 66 MHz da 128 MB, ma non si trovavano perché le più grandi erano 64, queste mi pare che le avevano fatte solo per i server. Ne stava a scappare via RAM, dov'è che voleva andare? PC 66 64 mega, infatti quelle sotto sono tutte da 64 mega, queste,
e poi c'è questa qui unica, infatti pure doppia facciata, che è 128 mega a 66 MHz. Questa è una bella RAM. Ma qui a mettere a posto mi ci vuole un secolo. E poi vi sembrano tante queste RAM, non capite poi quanti hard disk c'ho io. Allora, queste sono tutte SDR, va. Queste finita la diretta me le comincio a mettere tutte quante a posto, guarda. Ce n'ho un fagotto. Qua se vendono veramente a peso. Oh, qua c'è sta una 72 pin. Questa è 72 pin, ragazzi. 72 pin. La mettiamo qua. Che c'entra? Oh! Questa è una RAM proprietaria. Vedi. Questa è una RAM proprietaria di un vecchio PC Toshiba che non c'aveva la RAM con i contatti come vi ho fatto vedere adesso, ma c'aveva questi due pettini, vi faccio vedere su quest'altra telecamera, questo e questo, che andava montata sopra la scheda madre. Ok? Si metteva a panino, diciamo, immaginate che questa sia la scheda madre, veniva messa così sopra, ok? Tramite questi due contatti a pettine. Me lo ricordo ancora, era un vecchio portatile Toshiba che si era inventato quest'altro sistema per mettere la RAM, nonché poi un sistema molto simile se non uguale se lo inventarono anche le stampanti, perché poi diciamo che le RAM venivano utilizzate anche per le stampanti, soprattutto per le laser. Ecco un'altra 72 pin, ma adesso le metto tutte quante insieme perché è inutile oramai che sia tutto diviso. Guardate, queste sono tutte SDR, si riconoscono dal doppio taglio sempre, come vi ho già detto prima. Facciamo vedere qui, vedete, doppio taglio. Ok? Doppio taglio, quindi SDR. Quante ce n'ho, ma quanta storia che io vi posso raccontare. Poi, ecco, questo è un altro tappo CPU. Questo è un altro tappo che andava messo, è un terminatore CPU sulle schede madri. Mi sembra che questo era slot 1, sui Dual Pentium 2, su uno dei due veniva messo questo tappo se non c'avevi il processore, se non te lo potevi permettere. Mentre invece questo è 256 a PC100. Sì, queste pure sono una rarità. Queste sono una rarità. Ognuna è 256 MHz megabyte a 66, no, a 100 MHz. Queste sono una rarità. Ma no, ce l'ho qua, ce l'ho una scatola piena. Allora no, non erano queste, sono quelle da 512 PC100. Adesso è una rarità, allora quelle vanno là dentro. Ecco, questa è un'altra RAM Toshiba. Come vedete, Toshiba. Quasi si riesce a leggere. Oh, sta telecamera è in coccio, però se io stessi fermo metterebbe tranquillamente a fuoco. 32 mega su RAM, 32 mega SD RAM, sì, 32 mega. Qua c'erano le etichette perché poi per riconoscerle. 64 mega PC 133. Ok. Oddio, mi sono perso proprio tutto, non c'è stato più niente. Vabbè, comunque questo abbiamo finito. Siamo arrivati ai giorni nostri con le DDR5 del buon Daddo, che ci ha detto che siamo arrivati alle DDR5 che adesso si sono anche allineate con le schede video, perché prima, che ne so, tu avevi le DDR2 dentro al PC e la scheda video con 4 GB DDR4, DDR3, cioè quindi le schede video avevano le RAM più veloci, anche perché le GPU da sempre sono più veloci delle CPU. Le GPU fanno un lavoro, il lavoro grafico, più pesante della CPU, che invece elabora dati più leggeri. I calcoli
nei giochi 3D vengono tutti effettuati dalle CPU. Ieri durante una diretta di Domenico, andate a vedere MD69 il suo canale, poi io lascerò tutti i link a tutti i canali che vi consiglio di andare a vedere, di andare a iscrivervi, andare a mettere i like ai video. Domenico ieri ha nominato che lui non c'è tanto addentro, io neanche, nel mining, però mi sono documentato perché ci fu un amico che venne e cominciamo a parlare di questo mining. Lui disse che cercava ma non si trovavano le schede video, quelle da 4.000 euro, super veloci, processori che non stanno né in cielo né in terra, perché per fare questo mining, cioè per andare a minare, a cercare questa moneta elettronica, questi bitcoin, che non sono solo bitcoin, è solo una delle monete elettroniche, ce ne stanno tantissime, ma quando io sono andato a vedere, mi sono documentato, sono andato su internet, ho cercato, ho visto che era più la spesa che poi nessuno ti garantiva l'impresa. Infatti ci sono gente che le schede video da 4.000 euro ne hanno messe 4 in slide per fare il mining. Cioè tu hai speso 4x4 16.000 euro solo di schede video, senza contare a scheda madre PC che consumano 1,5 kW di corrente sempre accesi. Cioè noi dobbiamo metterci pure, diciamo, da una parte tu ci devi scrivere le spese, quello che ti costa, dall'altro quello che ti porta. Infatti ho visto che si sono tutti riuniti in gruppi di ricerca di queste monete elettroniche, tu dovevi entrare a far parte di un gruppo che poi, se veniva trovato qualcosa, veniva diviso in parti che decidevano appunto gli amministratori dei gruppi in base alla potenza di calcolo che tu hai fornito al gruppo, venivano divisi queste. Cioè è una cosa che secondo me, se era redditizia, l'avevano fatta la Industrial Light and Magic e la Pixar. A voglia a me a dire che mi vengono a dire che loro i processori sono diversi, non si può. Stiamo a parlare di schede video, stiamo a parlare di calcoli, stiamo a parlare di cose, e quindi non sì, infatti dato quello che sto dicendo, cioè poi nessuno ti garantisce che effettivamente la trovi tu. E poi non solo, queste monete non sono infinite, non sono come il petrolio che è finito, però stiamo a pescare, ancora ce n'è petrolio, quindi non è che è così, quelle sono in numero finito, e quindi quando viene trovata l'ultima, basta, finito. Se tu, mi sono pure documentato, se tu perdi, c'hai dei bitcoin che sono soltanto dei valori, dei file sul tuo computer, perdi quei file, non è che qualcun altro può andare a trovare quelle monete che tu ti sei perso, l'hai cancellati per un motivo o per un altro, ti sei rotto l'hard disk, ce l'avevi su pennetta, ti sei persa la pennetta, non lo so, per un qualsiasi motivo sono andati persi, quelle monete sono perse, non è che possono essere minate di nuovo, e quindi diciamo non vale proprio la pena, secondo me, dal mio punto di vista, parlando anche con gente che lo fa. Diciamo, se tu c'hai dei PC in ufficio, dei server che stanno sempre accesi e che non gli dà fastidio dedicargli una parte di CPU al calcolo mining, forse si potrebbe pure fare. Ma se tu ci devi mettere del tuo dentro casa, un PC sempre acceso, con queste schede video iper costose, eccetera, non ci pensate per niente, perché non conviene. Cioè i costi sono enormemente più alti dei ricavi, e quindi in quel caso lasciate stare. Se invece avete dei server dentro un ufficio, dentro pure magari alla vostra azienda, perché ricordiamoci che i PC, i server dentro le aziende oramai fanno poco e niente, visto che è demandato, le mail ce l'abbiamo tutti quanti su Google, quindi non ci stanno server di posta, i siti web stanno tutti quanti su Aruba per esempio, quindi non ci avete neanche i web server, i file server ce l'abbiamo su Google Drive, quindi sta tutto su Google. Quindi magari se voi avete dei server centralizzati, e quei server magari possono dedicare la CPU a fare questo, ma deve essere un costo già ammortizzato per un'altra cosa, se no non conviene, non valgono abbastanza questi, e non ci vuole abbastanza poco tempo, cioè dovreste lasciare acceso mesi un computer per poi trovarvi una, due queste coin che poi
non vi ripaga manco della spesa enorme che avete fatto di quel computer. Questo è quanto. Parlando pure di mining, ci siamo arrivati, non lo so come. Quindi sì, e io qui, ragazzi, io diciamo che forse ero ricco se non avessi speso tutti questi soldi in tutto quello che vedete. È vero che molte cose vengono da PC che io ho disassemblato, anzi, questo qui, questo computer che vedete, questo sarà il primo di cui faremo il teardown in una delle mie prossime dirette. Comincerò perché ho una cinquantina di PC fissi da, diciamo, se non funzionano da smaltire, se funzionano da vendere, se si riescono a vendere, oppure da regalare se qualcuno li vuole, se non si riescono a vendere, ok? Però sono tutti PC vecchi, sono tutti PC con massimo 1 giga di RAM, quindi cioè, sono PC che dentro ci girava Windows 2000, quindi sono tutti PC datati. Io volevo fare di quelli che non funzionano proprio, che non si possono riparare, facciamo un bel teardown, andiamo a vedere come funzionavano, quali erano i componenti su ognuno di questi, come si apriva il case, perché ogni case tra l'altro aveva un modo proprio di aprirsi. La maggior parte di questi, che sono i case, chiamiamoli compatibili, si aprivano gli sportelli laterali e tu potevi accedere. Ma ci sono l'HP, la Dell, la Toshiba e altre marche che si erano inventati tanti sistemi per rendere più veloce e più accessibile il PC, perché le riparazioni dovevano essere fatte nel più breve tempo possibile, quindi neanche bisognava svidare le viti dietro, niente, c'erano dei PC che tu premevi 2 tasti laterali e si aprivano. Cioè andremo a vedere tutte queste cose facendo il teardown dentro casa. Attualmente ho una cinquantina di PC fissi, ce l'ho tutti per il corridoio, mia moglie mi caccia di casa, ok? Non bisogna mai giocare troppo con la pazienza, quindi niente. Detto questo, quanto è durata la diretta? 1 ora e 1 quarto. Diciamo che per parlare delle RAM abbiamo detto praticamente tutto, siamo partiti addirittura dal VIC 20 e dal Commodore 64 e siamo arrivati ai PC moderni con le RAM DDR5. Quindi diciamo, vediamo se qui tiro fuori qualche altra RAM utile di nota, degna di nota. No, questa è una DDR normale, 256 MB DDR, 133 MHz. Tra l'altro vedete 133 MHz, c'erano sia le SDR che le DDR, perché poi a cavallo del passaggio di slot dove andava messa la RAM, quindi dalla SDR alla DDR, si aveva la stessa frequenza anche. Quindi allora andiamo a vedere qui, queste vedo delle altre RAM. Direi questa che cacchio è? Boh, questa è una SDR perché ha 2 tagli, 2 stacchi, quindi queste sono tutte così, queste altre tutte così. Questa è bella alta, HP, questa è bella alta. I processori stanno messi sia per verticale che per orizzontale, una cosa incredibile, ed è alta parecchio rispetto pure a quella di prima. Se ve la faccio vedere è più alta, vabbè parecchio no, però è più alta, vedete, c'è una differenza di altezza. Comunque sì, mi sa che vi ho detto tutto, perché qui non trovo più niente. KVR 133 256 MB. Queste sono 256 MB a 133 MHz. Allora vi dico un'ultima cosa prima poi di salutarci. Allora, c'era anche un altro problema quando uno andava a espandere il proprio PC, perché le schede madri molto spesso c'erano solo 2 slot per le RAM, erano poche quelle con 4 slot, e quindi bisognava sempre cercare quelle più grandi possibili per il proprio computer. Quindi diciamo che uno dice oh, vabbè, ho 64 MB di RAM, mo invece di mettere un'altra 64 ne metto 2 da 128, arriva a 256. Spesso si facevano questi ragionamenti perché non potendocene mettere troppe sulle schede madri erano quelle. Ciao Nello, benvenuto! Non stiamo parlando di musica, stiamo parlando di RAM di PC, come da descrizione della live, della diretta. Ok, ho fatto vedere diciamo un po' tutta la storia delle RAM partendo
dalle SIM a 30 pin, anzi addirittura noi siamo partiti dalle zip RAM, non le trovo manco più le zip RAM, stanno qua dentro, queste sono qua dentro, questo è il copiatore per le cassette del Commodore 64, questo è il copiatore, guardatelo bene pure di qua. Questo serviva per attaccare due datasette e fare la copia delle cassette, dei giochi, dei programmi, di quello che vi pare. E queste sono le zip RAM, ve le faccio rivedere in termini di diretta. Sono state, diciamo, da quello che so io, le prime RAM removibili, ok? Prima delle SIM, prima di tutte quante, venivano utilizzate, come ho già detto, anche come cache dei controller SCSI, ma anche dei controller microchannel, c'erano una cache fatta con questi, e quindi venivano utilizzate come cache, eccetera. Allora, quindi le RAM. Allora, quindi l'argomento delle RAM più o meno l'avete capito, l'abbiamo esaurito. RAM Read Only Memory, da non confondere con ROM, RAM Random Access Memory, da non confondere con le ROM Read Only Memory. Le RAM potevano essere scritte e riscritte, ma quando spegnevi il computer il contenuto. Ah, ecco, una cosa che non abbiamo detto. Allora, le RAM, queste, le RAM, hanno una particolarità differente dalle ROM. Le ROM, le read only memory, tu spegni il computer e tutto quello che sta scritto nella ROM la rimane, non si cancella. Queste qua RAM, Random Access Memory, appena spegni il computer si cancella tutti i dati che stanno dentro, ok? Quindi queste erano memorie volatili, ok? Quindi diciamo servivano appunto solo per trasferire i dati dalla memoria di massa, floppy, hard disk, quello che volete, al processore e ritorno, ok? Quindi queste sono memorie cosiddette volatili, ok? RAM, Random Access Memory, questo è quello che c'era da dire, ok? Penso che a questo punto sia stato detto tutto. Questi sono le 72 pin. E quindi per questo episodio possiamo chiudere qui. C'è qualche domanda? Qualcuno connesso che vuole fare qualche domanda? Vediamo un po' se c'è qualcuno connesso che vuole fare qualche domanda su queste RAM. Scrivetela tranquillamente, che io la riesco tranquillamente a leggere. Sì, diciamo preparato non perché abbia studiato, diciamo che la mia preparazione viene soltanto dall'esperienza sul campo, dall'aver diciamo assemblato, consegnato, espanso, modificato migliaia e migliaia di PC, e quindi di aver assistito all'evoluzione di tutti i PC fino a quando nel 2014 ho chiuso Morena Computer, e in quel momento io ho fatto ghigliottina sul mondo dei PC. Infatti io il PC mio più nuovo che ho è questo qui, che è del 2013, che era quello, come ho già detto, della cassa di Morena Computer, ma praticamente non ho più messo mani su un PC, quindi io i PC nuovi proprio non li conosco, non so i processori come sono fatti, non mi ci sono dedicato, anche perché poi parleremo, ho tanti processori anche, dell'evoluzione degli slot dei processori, e quindi vedremo che ogni scheda madre, ogni slot, quindi ogni tempo ci ha avuto il suo processore con il suo slot particolare. Quindi come esattamente pure per le RAM abbiamo visto una tacca, due tacche, la tacca messa un po' più a destra, un po' più a sinistra, e quindi la stessa cosa hanno fatto con i processori, però con i processori addirittura il PETI non l'avevano messo su scheda madre, poi l'avevano messo sul processore, poi insomma diciamo è cambiata tanta la tecnologia, è cambiate tante le schede madri, i PC sono cambiati tantissimo, da quel Commodore VIC-20, dai vari Atari, dai vari anche primissimi Apple, ad arrivare a questi moderni. C'è stata un'evoluzione enorme,
enorme, da che si poteva dissaldare con un saldatore normale con una punta e potevi vedere a occhio nudo, adesso l'SMD ti serve per forza una lente di ingrandimento o meglio un microscopio per vedere se le saldature sono fatte bene, così come un kit di saldatura in SMD ad aria calda. Diciamo, è ovvio che quando vai a ravvicinare tantissimo i piedini, come questa è una RAM vecchia ma già si vede che sono molto più ravvicinati rispetto a questi per esempio, ehm, le cose a occhio nudo non le riesci più neanche a vedere. Ok? Domande? Se c'è qualche domanda, se no io potrei anche chiudere la diretta ringraziandovi. Ovviamente subito prima di chiudere la diretta farò un po' di pubblicità alla mia diciamo attuale attività. Ok? Vedo che nessuno scrive, quindi diciamo allora è nato da poco sia su Telegram sia su Facebook un gruppo Facebook e un canale Telegram che si chiama Retro Computer World. Retro Computer World è nato perché avevo il desiderio di mettere a disposizione un elenco di idee e di articoli che sono in vendita sempre su Amazon che riguardano il retro computing senza avere altre pubblicità per lo mezzo, senza avere altre. Anzi, io direi che se ce l'ho aperto, sì, ok, ce l'ho aperto, ve lo faccio proprio vedere così vediamo pure gli articoli che ho pubblicato questa mattina. Ok? Vediamo come. Ah, ecco, desktop Windows. Vai. Ok. Questo è Amazon Retro Computer World. Ok, sto aspettando che si allinea col cellulare per vedere se voi vedete quello che vedo io. Tra l'altro qui c'è pure tutta una colonna di gente, come vedete ho scambiato 2 o 3 messaggi con. Ma l'ha fatta la transizione? Sì. Ammazza quanta differenza di tempo c'è tra quando io faccio una cosa e quando voi la vedete. È incredibile. Allora, eccolo qua, questo è il gruppo su Facebook. Ok? Allora, oggi ho pubblicato, ecco, questo è un joypad per il Sega Mega Drive, ok, che va bene però pure per la XP, per la Nintendo Switch, la PlayStation 3, diciamo è universale perché è un joypad senza filo, ok? Quindi questo è un Retrobit a 2,4 GHz, quindi è un joypad senza fili, quindi hanno anche la pennetta. Questo invece è un joypad per il Sega Saturn, ok? È un joypad grigio per il Sega Saturn, questo va bene sul Sega Saturn. Poi ho messo dei peluche, vedete, sono delle idee, anche delle idee simpatiche, delle simpatiche idee regalo, ok? Quindi questo è il peluche di Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog, mi viene sempre. Questo invece è un cappellino preso dagli Art Kung Fu, dal Kung Fu del Commodore 64, quindi da un 8 bit, messo su un cappellino, mi piaceva parecchio e quindi ve l'ho messo. Questa è una maglietta per bambini, attenzione, per ragazzi, con raffigurato ovviamente Sonic, blu, bella, per ragazzi però. Questa invece c'è di tutte le taglie, di tutti i colori, old school game, e c'è raffigurata una console old school, ok? Quindi stile retro, e quindi questa è una bellissima maglietta. Qui ho fatto la pubblicità al canale Telegram. Questi sono quelli che invece ho pubblicato ieri, come vedete, della Nintendo, quindi lasciamo stare la Sega, passiamo alla Nintendo. Questo è Donkey Kong, Super Mario, questo è il Goomba, diciamo è uno degli avversari di Super Mario Bros. Questo è un videogioco portatile fatto sulla forma del vecchio Game Boy, ok? Questo è fatto sulla forma della vecchia PlayStation, va bene, ce ne stanno tanti. Poi ancora prima, ecco, sono andato su Atari, ho messo un portafoglio, una felpa, come vedete, ecco, questo è un arcade dove dentro ci stanno anche parecchi giochi dell'Atari,
Questa è una felpa dell'Atari molto bella. Questo è un videogioco diciamo moderno che prende però le forme del vecchio Atari 2006, anche dei joystick. Ok, questa è una bellissima maglietta con scritto Atari Entertainment Technologies, che era il vecchio logo dell'Atari, un berrettino dell'Atari, e poi cominciamo a vedere tutte le cose sempre più vecchie che ho pubblicato. E vi invito ovviamente se avete Telegram, sempre se avete Telegram, andate anche su Telegram e iscrivetevi al mio canale Telegram. Ok, torniamo immediatamente in studio, chiamiamolo così. È una sala da pranzo questa, mia moglie prima o poi mi ammazza perché sta tutto un disastro, non riusciamo neanche a mangiare qua, quindi è un macello. Va bene ragazzi, vi ho rubato un'ora e mezza. Andate anche a visitare i miei siti internet se avete voglia. C'è legolando.it, www.legolando.it, che tratta dei Lego. Ovviamente legolando.it, se lo cercate su Telegram e su Facebook, ci sono anche la pagina Facebook e il canale Telegram. Classe74.it è il sito principale, il mio sito principale, dove ci troverete un po' di tutto, e c'è anche un sacco di roba anni 80-90, roba che riguarda Ritorno al futuro, Terminator, Alien, ci ho messo un po' di tutto, insomma, The Big Bang Theory, ci sono tante cose. Poi c'è Star Wars Store. Star Wars Store è da poco che è nato anche il canale Telegram. Star Wars Store lo cercate su Facebook, c'è. www.starwarsstore.it è il sito internet da cui nasce tutto. È un sito a cui io ho dedicato tantissimo tempo. Secondo me è fatto benissimo, vale la pena andarlo a vedere. Digitate www.starwarsstore oppure lo andate a vedere anche con i telefonini. Secondo me è pienissimo di materiale ed è fatto molto 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 bene. Poi c'è un'altra cosa, c'è www.renijstore.it. Renij Store è dedicato alla musica. Dentro a Renij Store c'è il mondo del vinile. Se voi cercate sia su Facebook che su Telegram il mondo del vinile, vi escono fuori su Telegram il canale, su Facebook la pagina dedicata ai vinili. Attenzione che tra poco c'è il Vinyl Week e quindi io metterò parecchi vinili dentro questi gruppi. Ok? Non ultimo poi, vabbè, faccio pubblicità, c'è il canale Telegram e la pagina Facebook dedicato ad Amazon Supermercato. Cercate Supermercato Amazon e vi si apriranno delle pagine sia su Facebook che su Telegram, un canale su cui io metterò tutta una serie di prodotti, circa 5 o 6 al giorno, che si trovano normalmente al supermercato, che voi però potete comprare comodamente su Amazon e farveli portare a casa. Ok? Questi erano diciamo i siti di cui vi volevo parlare. Vediamo se me ne sono scordato qualcuno. Legolando l'abbiamo detto, Amazon Supermercato, Retro Computer World, il mondo del vinile e Star Wars Store. Per quanto riguarda le offerte c'è Classe 74, cercate anche Classe 74 su Telegram, vi uscirà offerte by Classe 74, che sono io, tra l'altro www.classe74.it è anche un sito internet, quindi avete diciamo modo, vi ho filtrato diciamo gli oggetti di Amazon in base ai vostri interessi. Questo era quanto vi volevo dire, vi ringrazio, sono le 11:58 del 28 ottobre 2021. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata e ringraziarvi di avermi seguito fino qui. Grazie a tutti e alla prossima diretta. Vi invito a iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina, perché io purtroppo non avviso che vado in diretta, perché io non ho tempi fissati. Io posso andare in diretta all'improvviso, mi organizzo una diretta perché ho 3-4 ore libere tra l'organizzare tutto quanto quest'ambaradam, la diretta e poi levare tutto, mi serve un po' di tempo, e quindi quando ho quelle 3-4 ore libere dico ok, organizzo la diretta e vado in diretta senza preavviso. L'unico modo che avete per sapere che sto in diretta è attivando la campanellina, solo per quello ve lo dico, ok? O se no su Facebook vi informa direttamente Facebook se fate parte dei miei amici. Io purtroppo su Facebook, purtroppo sono contento, vi ringrazio, ho 5.000 amici, non posso, purtroppo era dovuto a questo fatto che non posso accettarne altri. Ogni tanto qualcuno
se ne va, e allora, perché io non cancello nessuno, io non blocco nessuno, non ho mai bloccato nessuno e non ho mai eliminato un amico dai miei, mai lo farò, spero, non ci sarà mai bisogno, e quindi né di bloccare né di cacciare nessuno dai miei amici. Quindi potete fare segui, e allora mi seguirete su Facebook anche se non comparirete nella lista degli amici. Io poi piano piano che qualcuno se ne va dai miei amici, io ci metto qualcun altro che mi ha fatto la richiesta. Ok? Grazie mille a tutti e vi mando la sigla finale. Grazie, 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 buona giornata a tutti.